qualcun altro vuole testimoniare? Ci rivolgiamo alla parola del Signore. Vogliamo insieme condividere un salmo che sicuramente conoscerete, che abbiamo letto tante volte, il Salmo 27. Salmo 27, il Salmo di Davide. Gloria al Signore, grazie per esserti alzati in piedi. Credo che sarà proiettata la parola, sì? Amen. A Dio la lode e la gloria. Amen. Amen. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Amen. Di chi temerò? Gloria a Dio. L'Eterno è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari e nemici mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto all'Eterno e quella ricerco, che io dimori nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza dell'Eterno e meditare nel suo tempio, poiché egli mi nasconderà nella sua tenda nel giorno dell'avversità, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà in alto sopra una roccia. Già fin d'ora il mio capo si eleva sui miei nemici che mi accerchiano. Io offrirò nel suo padiglione sacrifici con giubilo, canterò e salmeggerò all'Eterno. Alleluia. O Eterno, ascolta la mia voce quando ti invoco, abbi pietà di me e rispondimi. Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. Io cerco il tuo volto, Eterno. Non mi nascondere il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Quando mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, pure l'Eterno mi accoglierà. O Eterno, insegnami la tua via e guidami per un sentiero diritto, a motivo dei miei nemici. Non darmi in balia dei miei nemici, perché sono sorti contro di me falsi testimoni, gente che respira violenza. Ah, se non avessi avuto fede di vedere la bontà dell'Eterno sulla terra dei viventi. Spera nell'Eterno, sii forte. Il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell'Eterno. Amen. 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 Andiate accomodando. Gloria al Signore. Spera nell'Eterno, sii forte. Il tuo cuore si rinfranchi. Sì, spera nell'Eterno. Gloria a Dio. Questi ultimi versi è il cuore proprio del Salmo, che è un canto di fiducia incrollabile in Dio, come luce e salvezza. Il salmista dice: Dio Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Noi possiamo dire Amen. 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 Come per il salmista, lo è anche per me e vuole essere per te, per ognuno di noi, luce e salvezza. Alleluia. Alleluia. È una espressione di fiducia incrollabile contro ogni paura, anche in mezzo alle prove, in mezzo ai nemici. Ed esprime il salmista il desiderio profondo di dimorare nella casa di Dio. Che bello questo desiderio profondo, dimorare nella casa di Dio. Cioè desiderare di stare alla presenza di Dio. Amen. Perché alla presenza di Dio trova pace, trova serenità, trova quiete, trova forza. Alleluia. Egli desidera rifugio, pace e chiede di essere guidato sul suo retto cammino. Chiede al Signore: guidami a causa dei miei nemici, guidami. Poi il Salmo culmina in un'esortazione meravigliosa che abbiamo letto e riletto, gli ultimi versi, no?
spera nell'Eterno. Sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell'Eterno, sperare nel Signore, questa è l'ancora alla quale dobbiamo aggrapparci, la speranza in Dio. Dio è la nostra speranza. Amen. Alleluia. I primi 6 versi parlano di fiducia e di coraggio. Il Salmo inizia con una forte dichiarazione di fede, una bellissima dichiarazione di fede. Vorrei riuscire a esprimerla anche io. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Alleluia. Di chi devo avere paura? E invece spesso siamo in balia di tante paure. Abbiamo paura per ogni cosa. Non dobbiamo avere paura, perché l'Eterno, Dio, è la nostra luce ed è la nostra salvezza. Amen. Alleluia. Una dichiarazione di fede nonostante la minaccia di nemici, di battaglie. Il salmista non teme, perché Dio è la sua luce, è la salvezza e anche la sua difesa. L'unico desiderio che ha è dimorare nella casa del Signore, godere della sua presenza e ammirare il suo santuario. Addirittura dice la bellezza del tuo santuario. Gloria a Dio. Versetto 7 a 12 sono una supplica e anche una richiesta. Alleluia. O Eterno, ascolta la mia voce quando ti invoco. È una supplica. Come dire, con umiltà, con una profonda umiltà. Signore, ascoltami. Amen. Chi mi può ascoltare se non mi ascolti tu? Gloria a Dio. Vedete come la disposizione è importante quando ci accostiamo a Dio. Riconosce che Lui è Dio, Amen. che può ogni cosa, che è la nostra luce, la nostra salvezza, e che noi siamo i Suoi figli bisognosi del Suo aiuto. Questo è qualcosa di importante, di fondamentale. Addirittura dice, quando si umilia alla presenza di Dio, che il mio cuore mi dice da parte tua. Sente che Dio parla al suo cuore. Hai mai sentito parlare Dio al tuo cuore? Se non entri nel santuario, se non ti umili alla sua presenza, non sentirai mai la voce di Dio nel tuo cuore. Ma il salmista riesce a sentire la voce di Dio nel proprio cuore. Questa voce gli dice: cercate il mio volto. Alleluia. E anche questa mattina credo che il Signore stia dicendo a ciascuno di noi: cercate il mio volto. Amen. Cercate la mia presenza. Alleluia. Invocatemi. Amen. Non distraetevi. Alleluia. Io sono il vostro Dio. Amen. Amen. Alleluia. Il mio cuore mi dice da parte tua: cercate il mio volto. E la richiesta che fa il salmista ancora è: io cerco il tuo volto, mi impegno a cercarlo, non nascondermi il tuo volto, aiutami a trovarti. Alleluia. È scritto che chi cerca il Signore lo trova. Amen. Chi lo cerca, il Signore si lascerà trovare, Alleluia. ma devi cercarlo. Alleluia. L'importante è cercare. Amen? Amen. Se non cerchi, non trovi. Ma se cerchi la presenza di Dio, tu entrerai nella presenza di Dio. Amen. Alleluia, gloria al nome del Signore. Sottolinea il salmista la propria vulnerabilità, cioè la propria debolezza, ricordando che persino padre e madre potrebbero abbandonarlo, ed è una verità, sapete? Ma come una mamma può abbandonare i figli? E un padre può abbandonare i figli? Sì. Ma Dio non può mai abbandonarci. Voglio sentire un amen. 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 Papà e mamma possono abbandonarti. Tutti possono abbandonarci. La persona che amiamo, la persona che ci sta accanto.
ma Dio non ci abbandonerà mai. Alleluia. Allora mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, Dio mi accoglierà. Che bella espressione, amen. Che bella certezza, come dire io non sarò mai solo. Perché se ho Dio nella mia vita, io non sono mai solo. Alleluia. E fa la richiesta di essere guidato nel retto cammino per non cadere nelle mani dei suoi nemici. Alleluia. In versetti 13 e 14 sono l'esortazione finale. Spera nell'Eterno. È una esortazione che vale per sé, per Davide, che sta scrivendo questo salmo, e vale anche per il suo popolo, Israele in quel momento, e vale oggi per la Chiesa di Cristo. Vale per noi. Spera nel Signore. Alleluia, Gesù. A volte ci guardiamo attorno e vediamo che tutto non va. O tutto non va come noi vorremmo che andasse. Non va niente. Però ti dico, spera nel Signore. Continua a sperare nel Signore. Egli è potente da cambiare le cose, le circostanze, a trasformare ciò che tu ritieni negativo in qualcosa di positivo. Perché Lui lo può fare e perché lo fa per amore suo. Per amore tuo. E quindi anche per amore nostro. Alleluia. È un'esortazione per sé e per gli altri. Incoraggia a sperare nel Signore, a essere forti e a far rinfrancare il cuore. Il cuore deve rinfrancarsi. Amen. Cioè deve pensare sempre a qualcosa di positivo che lo fa andare avanti. Amen. Il credente non è pessimista, è ottimista. Amen. Gloria a Dio. Mentre finivo di lavorare, venerdì, ho incontrato un collega, mi dice, sempre sorridente tu, bene, bene, mi piaci. E io devo fare un film di lavorare, sono contento. Quando sei positivo? Sì, sono positivo perché ho finito, adesso mi spetta, riposo, vado a casa, e basta, lascio alle spalle il lavoro e adesso una nuova dimensione, no? Adesso la famiglia e altre cose, quindi bisogna, se tu mi piaci, guardi le cose in modo, così bisogna, andiamo avanti, sempre col sorriso. Bene, bene Marco, mi piace parlare con te, anche a me parlare con te, ho detto ciao, bisogna essere ottimisti. Gloria a Dio, tutto non va, sicuramente, però Gesù è la nostra gioia. È la nostra quiete, la nostra pace, la nostra serenità. Questo bellissimo salmo esprime la fiducia. Senza fiducia in Dio, come si può andare avanti? Ma riflettete su questa affermazione. Anche quando un esercito si accampasse contro di me, guardate l'affermazione, anche allora sarei fiducioso. Alleluia. Un esercito contro un uomo solo. È da folli essere fiduciosi, ma non è folle chi spera in Dio, chi ha fiducia in Dio. Gloria al Signore, perché se Dio è con noi, Chi sarà contro di noi? chi sarà contro di noi? Amen. Se Dio è per noi, può essere contro un esercito? Gloria a Dio, vengo a te nel nome dell'Iddio degli eserciti, disse un fanciullino, lo stesso che ha scritto questo salmo. Tutti avevano paura di fronte a quel gigante, ma quel fanciullo non aveva paura. Io vengo a te nel nome di chi sei tu che offendi il popolo di Dio? Ma chi ti credi di essere? Senza armatura, senza spade, una semplice fionda, ma nel nome dell'Iddio degli eserciti. Una sola pietra bastò, ne aveva raccolte altre al fiume, però una sola bastò. E il gigante cadde. Amen. Quel fanciullino, adesso che è grande ed è re di Israele, ha ancora fiducia nel Signore. Amen. Per questo vuol dire, anche se un esercito si accampasse contro di me, io ho ucciso il gigante,
Vuoi che Dio non mi libererà da un esercito? Gloria al nome del Signore. Amen? Amen. Fiducia. La fede vince. Alleluia. Alleluia. Sai, fede vinci. Se credi in Dio, vinci. Amen. Amen? Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Dio non ci delude mai. Gloria al nome del Signore. Un profondo significato spirituale a questo salmo. Il salmo ci insegna a non confidare nella propria forza, ma in quella di Dio, Amen. che è la vera luce, la salvezza, in mezzo alle difficoltà della vita. Poi ci insegna di avere un profondo desiderio di abitare nella casa del Signore. Fratelli, ma quando smettiamo la giornata, no? Di fare quello che dobbiamo fare, quando c'è il giorno della Chiesa, ma non c'è il vivo desiderio, vado in chiesa? Non c'è questo desiderio. Ci deve essere. È vero che il tempo è poco. È vero che siamo stanchi, che il lavoro pretende, è vero. Ma il desiderio di stare nella casa del Signore, quello ci deve essere. Amen. 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 Qui non ci si affatica. Siamo affaticati? Siamo comodamente seduti? Gloria a Dio. Stiamo godendo della presenza del Signore? Amen. Io credo di sì. Un giorno nei tuoi cortili vale più che 1000 altri giorni altrove. Amen. Alleluia. Gloria a te, Padre. Cioè io mi accontenterei di stare sulla soglia della casa del Signore, che invece abitare in luoghi dove non c'è la presenza del Signore. Dobbiamo vivere una profonda comunione con il Signore. Amen. E ti dico una cosa, Dio è tutto. Amen. Gesù è tutto. Dice Paolo, Cristo è tutto in tutti. Alleluia. Nei figli di Dio, nella comunione, c'è la presenza del Signore, noi la condividiamo. Amen. E possiamo dire che, a parte le nostre simpatie e antipatie, è bello stare insieme. Amen. È bello lodare il Signore insieme. Amen. Il desiderio di stare alla presenza di Dio, anche pochi momenti, Alleluia. anche mezz'oretta, ma me ne torno a casa ricaricato, Amen. riposato, perché nella casa del Signore, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, ho pregato il Signore. E il Signore, come Padre meraviglioso al quale Egli è, ci ha benedetti tutti come figli. Alleluia. Questo fa il Signore. Alleluia. E torniamo a casa carichi, Amen. pronti ad affrontare un altro giorno l'indomani. Gloria al Signore. Alleluia. Egli è un rifugio sicuro anche nei giorni di sventura. Non dobbiamo ricordarci del Signore quando c'è la sventura. Dio è Dio anche quando splende il sole. Non solo quando c'è la tempesta. Signore, non ti importa che noi periamo. Se splendeva il sole, Gesù poteva stare lì a dormire. Sta dormendo, diceva dormire. Invece come stavano affondando? Oh, maestro, fa qualcosa qua, moriamo. Oh, gloria a Dio. Dio è Dio se splende il sole, Dio è Dio nella tempesta. Alleluia. Amen. Dio è Dio ogni giorno, Lui è Dio. Grazie, Signore. Non è solo il Dio della domenica, è il Dio del lunedì. Poi si fa martedì e rimane Dio. E poi viene il mercoledì, Lui è e rimane Dio. Amen. Amen? Amen. Alleluia, giovedì, venerdì, il sabato e poi la domenica ancora, in ogni giorno, ogni ora, ogni tempo, ogni minuto. Dice il salmista, Abba eterno, tu sei Dio. Amen. Alleluia.
l'esortazione finale, meravigliosa. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, è il messaggio centrale di questo salmo. Io voglio che sia nostro questo messaggio questa mattina. Confidiamo nel Signore, vogliamo essere forti in Lui. Amen. Perché se non hai difficoltà adesso, ti assicuro che avrai. Domani non lo so, dopodomani, ma avrai anche tu delle difficoltà, perché anche tu non sei immune dalle difficoltà, come non sono immune anch'io dalle difficoltà, ma so che nel giorno della sventura, così come nel giorno che splende il sole e tutto va bene, io invocherò il mio Dio. Signore mi benedirà quando splende il sole e mi salverà, mi aiuterà nel giorno della sventura. Alleluia. Alleluia. Amen? Amen. Andiamo avanti con coraggio, Amen. con speranza viva nel Signore, con piena fiducia e con desiderio vivo di servirlo, onorarlo e amarlo. Alleluia. Amen? Amen. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo? Vogliamo presentarci alla presenza del Signore dopo aver meditato, letto questo salmo, la sua benedetta parola. Alleluia, vogliamo interiorizzare questa parola. Gloria a te, Gesù. Alleluia.